Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena per la terza e ultima giornata dell'anno. Sono in pista femmine di 3 anni non vincitrici di 4.000 euro in carriera, l'1 Fabiana Stecca, 2 Flame AD, 3 Frutta e Verduras, 4 Fiorella Jet, 5 Fringuella Jet, 6 Fabulous Lady TC, 7 Fly Big Lakshmi. Autostart che entra in dirittura si prepara al lancio con cautela Fabulous Lady TC. E si va con veloce Flame AD che prende la testa nei confronti di Frutta e Verduras, all'esterno Fiorella Jet che punta in avanti tra i cavalli Fly Big Numero Lakshmi, 3 Frutta e Fabiana Verduras Stecca, poi ancora squalificato. Fringuella Jet che è rimasta in mezzo alla pista e alla retroguardia Fabulous Lady TC. Si accoda per un attimo Fiorella Jet alle spalle di Flame AD. Lascia completare la curva Francesco Pettinari per poi puntare in avanti, chiedere e ottenere strada. E così Fiorella Jet dopo 300 metri al comando, Flame AD in seconda posizione. Poi Fabiana Stecca che cerca di infilare Fly Big Lakshmi, però scende alla corda, 39 per i primi 400 metri di corsa. In vantaggio Fiorella Jet nei confronti di Flame AD, Fly Big Lakshmi, Fabiana Stecca, quindi Fringuella Jet, Fabulous Lady TC. 600, passati in 46,4. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Fiorella Jet che continua a gestire i parziali a proprio piacimento. Nella sua scia Flame AD precede sempre Fly Big Lakshmi. Avanza ora all'esterno con decisione Fabulous Lady TC che trova lo scontato anticipo da parte di Fly Big Lakshmi. 1,1,5 per i primi 800 metri di corsa e il chilometro se ne va in 1,17,1. Sulla retta opposta alle tribune Fly Big Lakshmi prova ad avanzare con decisione all'esterno. Appariglia Flame AD e cerca di portarsi su Fiorella Jet, la quale si mantiene sempre una lunghezza e mezza avanti ai rivali. Poi ancora Fabulous Lady TC, 14,7 la retta di là. Fiorella Jet è in vantaggio, peggiora di camminata, però sensibilmente deve riprendere in mano Francesco Pettinari per non farla sbagliare. Sposta Flame AD anticipando Fly Big Lakshmi tra i cavalli Fabulous Lady TC e in vantaggio ancora Fiorella Jet che si è ripresa la grave incertezza. Flame AD attacca Fiorella che sulla retta riparte di dentro Fabulous Lady. Fiorella Jet è in vantaggio. Fiorella Jet che viene a vincere nel finale. Le mani di Francesco Pettinari che è anche allenatore e proprietario della figlia di Oasis B che chiude in 2,1,5. Porta a casa il successo in percorso di testa con grosso spavento sull'ultima curva. Stava per sbagliare, Francesco Pettinari l'ha tenuta in camminata, ha vinto nettamente. Al secondo corre bene Flame AD che a grossa quota prende il secondo, mentre per il terzo forse ancora Fly Big Lakshmi all'esterno nei confronti di Fabulous Lady. Sì, al terzo Fly Big Lakshmi, il successo però per Fiorella Jet e Francesco Pettinari.